di averlo fatto poi anche questa punizione. Sono contento per come ha confermato tramite la prestazione la squadra, perché anche oggi abbiamo giocato molto bene senza rischiare più di tanto, e quando abbiamo avuto l'occasione per far gol l'abbiamo finalizzate, quindi sto contento perché è una continua crescita e dobbiamo continuare così. Ripassando questi 9 mesi, qual è il pensiero che porta? Ma sicuramente poi il pensiero va all'inizio, perché partire con la penalizzazione, partire quando tutti pensano che sia già una squadra retrocesso, contro cui tutti devono vincere, fa piacere dal punto in cui siamo arrivati adesso, perché ci siamo riconquistati il rispetto da parte di tutti, lavorando con serietà, perché non era facile, quanto tanti ragazzi erano al primo campionato professionistico perché arrivavano dalla primavera o rientravano da prestiti in cui non avevano giocato molto, quindi penso che tutto il lavoro dello staff, del mister, ma anche dei giocatori che si sono messi a disposizione del mister sia stato più che positivo e in continua crescita. Questo penso sia importante per una società come l'Alpino Leffe, che ha scommesso su una squadra giovane, e adesso questi ragazzi stanno ripagando la fiducia che gli è stata data. Certificata la salvezza oggi di fatto ce l'è quasi fatta, c'è un po' di romanico anche per essere forse un po' più lontani dai playoff. Ma Marico no, perché noi senza questi punti di penalizzazione saremmo dentro i playoff, mi sembra, non so se fosse il punto, ma saremmo dentro. Quindi la Marico no, c'è soddisfazione per quello che abbiamo fatto, perché non era facile, e soprattutto a livello mentale, però penso che un po' anche l'incoscienza dei ragazzi, che forse ci hanno pensato un po' meno alla situazione in cui eravamo, questo è stato positivo. E poi, ripeto, merito del mister e del suo staff, che hanno fatto un grande lavoro, e questo lavoro poi è stato ripagato sul campo. L'esempio dopo il gol è stata, mi sembra, particolarmente... Sì, era un po' che... Ma dal gol segnato l'anno scorso? Ma non mi ricordo. Lo Sassuolo. C'è stato su di pesce, non per questo. Ma questa è una si mette a cosa... parlare quella chioccia dietro Ma sì, ma poi quello è un discorso che si è parlato anche con il mister, che da me vuole più un discorso difensivo, poi quando magari vado quelle 2 o 3 volte, però cercare di mettere magari qualche palla importante, cercare di essere più lucido nella gestione della fase difensiva, e penso di esserci riuscito, ma complessivamente penso che la squadra abbia adesso una sua fisionomia, e diciamo che siamo una squadra con la S maiuscola adesso. Quello che per scarpe, tanto appariscente. Penso per far gol. Per segnare, non mi più adesso per No. Va bene? Ci vediamo di nuovo. Ciao.